Eder. Mech. Pallister. Vertebra rotta, lesioni in un fianco. Liliana sembrerebbe avere tracce di colluttazione. Noi non abbiamo ancora niente di ufficiale da parte della dottoressa Cattaneo, ma se la notizia fosse vera, prima di tutto ci addolora ancora di più, perché vuol dire che Liliana ha sofferto tantissimo prima di morire. E poi ci ha fatto arrabbiare perché questo doveva venire fuori già con la prima TAC, non dopo tutti questi mesi, anni, attraverso gli esami della dottoressa Cattaneo, che io ammiro perché sono convinta che lei ha guardato proprio osso per osso. Quindi insieme agli altri nostri consulenti si arriverà finalmente alla verità. Il fatto che è morto il 14 dicembre noi l'abbiamo sempre pensato, perché lì nel boschetto 21 giorni non poteva rimanere ed essere trovata intatta, non aggredita da nessun tipo di animale e oltretutto con i vestiti puliti. Ci abbiamo messo tanto, però ci siamo arrivati, insomma i nostri consulenti ci stanno arrivando e probabilmente arriveranno anche altre notizie. La cosa che ci fa arrabbiare di più è il fatto che non siamo stati ascoltati all'inizio, siamo stati derisi, siamo stati insultati, quando noi, conoscendo Liliana, sapevamo che questo suicidio non poteva essere fatto da lei, ma è stata confezionata. Sarebbe fondamentale sapere dove è stata nei 21 giorni in cui di lei si sono perse le tracce. Saperlo, avremmo già risolto il caso. Nei giorni della scomparsa di Liliana e in particolare dopo quando il figlio si impantana con l'auto e chiama il padre a soccorrerlo, Sebastiano viene distratto dai suoi rapporti con una persona che si occupa di polline, api e miele. Volendo prenderla in considerazione, alle ore 19 di quel 30 dicembre con Liliana ancora scomparsa, Visintin ha ricevuto una telefonata da questo parente che abita nell'Isontino alle 19, la durata è durata 6 minuti. Sebastiano, allora, è vero che hai questo caro amico di nome Dario, tra l'altro al povero Dario tempo fa avevano incendiato parte della sua attività. È vero questo. E io posso anche dire il nome, che comunque lavorava con me come fotoreporter, mi sostituiva quando io e Liliana andavamo da qualche parte, e comunque lui vive a San Martino del Carso e ha un coso di apicoltura e ogni tanto devo avere ancora qualche vaso di miele che ci regalava, tutto qua. Comunque lui è estraneo assolutamente a tutto questo. La stranezza è che quando Pier Giorgio resta impantanato e chiama te, a Dario a circa 2 chilometri da lui, e tu quella sera comunichi proprio con Dario. Come mai? Ma io non l'ho chiamato quella sera lì. Peccato che dall'analisi delle celle risulta che tu invece hai comunicato con quella persona proprio quella sera. A che ora? Verso le 19, cioè guarda caso, prima che Pier Giorgio restasse proprio in quella zona impantanato. Ah, può essere, può essere. Vedi che spingendo un po' le cose te le ricordi subito facilmente? Perché, non lo so, noi ci sentivamo spesso, perciò non avremmo parlato, non lo so, perché ogni tanto passavo anche a trovarli, insomma, no? Anche adesso, ultimamente, sono passato. Forse quel giorno avevi voglia di un po' di miele e lo hai chiamato? Non te lo so dire esattamente. Comunque è un grande amico. Io non posso dire se parente o amico, è uguale per me, nel senso che lui stesso ha dichiarato a suo tempo, c'è una sua dichiarazione pubblica, che aveva questa conoscenza in zona Isontino, appunto, per cui non posso dire se è parente o amico, e probabilmente avrò interpretato male io il detto di Sebastiano, perché risale comunque a diverso tempo fa la sua dichiarazione. Quello che conta è la telefonata. Il giorno 30 alle ore 19 lui riceve questa telefonata. Subito dopo comincia a cercare una corda. Era stata una telefonata lunga quanto? Sì, 6 minuti insomma. Poi comincia a cercare una corda da parte di Salvatore e non la trova e comunque si mette in viaggio perché la seconda telefonata
Queste sono le tabelle telefoniche che lo dicono, io non parlo a vanvera, Scusi, ma basta chiama qualcuno controllare i per tabulati. l'aiuto al... Il figlio che chiama il padre così distante, il padre che cerca una corda Arturo così distante, è una situazione molto strana. È abbastanza incomprensibile, infatti, come dato. Come hai parlato 10 minuti fa o poco tempo fa con un conoscente che abita in quella zona, dopodiché per andare ad aiutare il figlio a venire fuori da una buca con la macchina, vieni a cercare una corda o a Trieste o dov'è, indifferente, e ce l'hai lì sotto mano perché hai parlato 10 minuti prima con questo, dico io. La logica dove va? Cioè, ci sono troppe cose fuori logica in questo fatto generale. La logica è una materia in base alla quale avvengono gli avvenimenti e bisogna corrergli dietro. Se una cosa come il fatto di Liliana depositata là per 20 giorni è super illogico perché diventava divorata da qualcuno, il dirlo diventa un discorso da... Non pronuncio nessuna frase perché mi vengono parolacce. Allora, Silvia, che ti disse Sebastiano in merito ai suoi spostamenti nella mattina della scomparsa di Liliana? No, lui mi disse di aver fatto colazione con Liliana e di essere uscito verso le 8. È andato a fare il suo giro di coltelli e poi alle 10, 10 e mezza è tornato a casa a prendere la bici, è andato in città con la sua bici e è rientrato all'una, all'una e mezza per pranzo. E quindi, come ben sappiamo, ti dice di essere rientrato a casa a metà mattina, poco dopo le 10. Ma lo dice anche alla bergatrice, lo stesso orario lo dice alla bergatrice. E c'è un'altra cosa, lui 2 giorni dopo la scomparsa di Liliana a casa mia dice sta tutto nei cellulari di Liliana, quindi lui li aveva a casa e li aveva già controllati. Perché dirlo a me 3 giorni dopo? Come dire a me, per esempio, le telecamere della scuola di polizia, 5 telecamere. Quando io gli chiedo, hai parlato con tuo figlio, cosa ha detto? Mi ha fatto questo gesto e mi ha detto lascialo perdere, beve e fuma. Quando io gli chiedo, hai parlato del magazzino? Sì, tutto sotto controllo. Queste sono state le sue parole. Gabriella, pur avendo la fortuna di abitare a pochi passi da una star come Sebastiano, con lui ultimamente non hai parlato molto spesso. Guardi, intanto io con Sebastiano praticamente non parlo dal giorno del funerale, in quanto ha voluto davanti alle TV apparire offeso, perché secondo lui non gli avevamo detto questo, del fatto che Lilli quel pomeriggio avrebbe dovuto incontrarsi con Claudio. Cosa che respingo proprio al mittente per le motivazioni che vi ho dato anche ieri, e soprattutto dico a lui, ma proprio forte e chiaro, perché lui non ha mai detto in questura, subito nell'immediato, che lui blocca il numero di Claudio Starpin quella sera prima di andare con noi in questura. Seconda cosa, lui praticamente racconta poi con molto comodo, dice io quella notte avevo mia moglie che piangeva, che si stringeva fra le mie braccia perché aveva uno stalker che anche quel pomeriggio alle 14:57, quindi sarebbe Claudio, che ansimava e che le diceva già da giorni e giorni che c'è uno stalker che la disturbava. Perché lui quel pomeriggio non ce lo dice nell'immediato? Perché quando andiamo giù in questura non informa immediatamente l'operatore di polizia? Sicuramente le indagini avrebbero preso da subito un'altra piega. Perché non lo ha fatto? Non mi dire che si è scordato e che era sotto shock, perché non gli crediamo nessuno. Sebastiano, tra tutte le parole che dice, una parte sicuramente è vera e una parte sono balle spaziali, perché lui gira, fa il caos, ha creato il caos voluto, raccontando e dicendo, guardi, proprio stamattina mi sono capitati i documenti il quale proprio dice e fa capire nelle varie siti, nelle varie dichiarazioni che fa, che praticamente lui dice sempre che da subito, parliamo anche al 15 da una dichiarazione dell'operatore di PG,
dice mia moglie se n'è andata. Al 21 dicembre al pescivendolo racconta, dice mia moglie se n'è andata da una settimana, che infatti la socia del pescivendolo dice ma non era scomparsa. Quindi perché lui dice al 15 mia moglie è uscita con la borsetta, racconta al poliziotto, perché dice uscita con la borsetta, con il portafoglio e la carta bancomat. Quindi perché dopo invece dice abbiamo trovato tutta la roba nella borsetta? Quindi scusate, no? Ah sì, scusate, poi al 9 marzo la signora Ilaria, che era una ex collega di Liliana, fa una deposizione a SIT dove lei dice che parlando con il marito il giorno 14 o 15, nell'immediato quindi della scomparsa di Lilli, lui racconta a lei che Liliana ha lasciato il portafoglio a casa e che manca solo la carta di credito. Se lui asserisce queste cose già in quei giorni, come fa a non sapere? Vuol dire che ha guardato nella borsetta, quindi sapeva della borsetta. Il giorno 18 dicembre, vediamo tutti nella fotografia di Sergio che c'è quella borsetta in piedi. Lui dice che quella borsetta Liliana ce l'aveva la sera prima. Lui non racconta mai dove ha messo i coltelli quella sera del lunedì 13. Dove sono stati messi quando rientrano a casa i coltelli? La risposta a questa domanda sappiamo benissimo di averla già. Galleria Rosconi, Galleria Rossini, Come? Galleria Rossoni. Galleria Rosconi, Galleria Rossini, Come? Galleria Rossoni. Galleria Rosconi, Galleria Rossini. Come mai nessuno gli chiede questo? Come mai nessuno ha pensato di fare un confronto fra tutte queste persone coinvolte con sta maledetta borsetta? Questo mi chiedo. Sono cose legittime chiedersi. Come mai sta borsa io al 14 non la vedo? Il 18 viene fotografata da Sergio nell'armadio dove si vede lui allo specchio che guarda la borsetta. Se lui sapeva che quella era la borsetta del giorno 13, perché non anche questo magari non sapeva cosa c'era dentro, ma perché non lo dice direttamente agli inquirenti? Poi lo dice più volte, sia alla Ilaria sia agli inquirenti, che lei se n'è andata via con il portafoglio, una volta sì e una volta senza portafoglio. Una volta con il bancomat e una volta rimane a casa la carta di credito. Mettiamoci d'accordo. Perché gli inquirenti non gli chiedono, senta, metta a posto con la sua testa e si decide, è andata con il portafoglio, è andata senza portafoglio, è andata col bancomat? E poi le dirò di più, perché nella borsetta non troviamo tutto questo se lui asserisce che lei è uscita con il portafoglio e il bancomat? Non troviamo nulla, perché quella borsetta, come già detto milioni di volte, ormai sono diventati milioni, è una borsetta costruita e certamente da una mano maschile, perché nessuna donna avrebbe fatto una borsetta così assurda. E ripeto, Lilli non avrebbe mai non sarebbe mai stata mancante di un borsellino con le caramelle dentro la sua borsetta, che poi quella che è stata ritrovata a casa c'è il borsellino con le caramelle, perché era una cosa sua. Perché si dice che le chiavi sono quelle di riserva quando a SIT gli chiedono ma guardi abbiamo trovato queste chiavi con il cordino? Lui dice sono quelle di riserva, non sono le originali. Ma perché non spiega quali sono le originali? Cosa si intende originali? Una che ha il cornetto, non so, il pupazzetto. Dopo io a febbraio dichiarerò questo in TV e da quel momento viene fuori il portachiavi con la L. Ma perché già a gennaio, quando gli inquirenti gli chiedono queste sono le chiavi, sì, sono quelle con il cordino, sono appunto quelle di riserva. Come fra l'altro lui dice io non ho toccato mai nulla nelle cose di mia moglie, sono sacre. E un dato momento però sapeva che le chiavi si trovano nella bacheca in corridoio. Per quanto mi riguarda, visto che non sapeva neanche dove c'erano le forchette, io ci avrei pensato di dire che lui sapeva dove fossero le chiavi e soprattutto che quelle col cordino sono di riserva. Io ci penserei, ci penso, mi lasciano perplessa. Sono cose, suggestioni. Però secondo me hanno una certa validità e sarebbero state dovute essere approfondite e fare confronti con le persone a cui abbiamo fatto le dichiarazioni, perché sono dichiarazioni contrastanti. E lui quando dice sì, lei si è
Lei se n'è andata, lo dice il 15, lo dice il 21, dice alla denuncia il 14 che lei è andata via senza i soldi, perché quei soldi che loro tengono in un posto particolare sono ancora là. Quindi lui ci sta confermando praticamente che Lilli è uscita con i soldi, magari 50-100 euro, che poi d'altronde quei soldi là verranno effettivamente ritrovati nel portamonete. Quindi Lilli non andava in nessun posto. Qualcuno ha guardato se magari ha portato via il borsone della palestra, ha portato via una valigia. Nel controllare le cose a casa, la prima cosa che avevo detto anche lui: hai guardato se sta donna si è portata via lo spazzolino e i dentifricio? Una donna, non mi dire che va via senza spazzolino e un pettine, non ci credo, manco morta. A parte che nessuno ha guardato. Sebastiano, quando gliel'ho detto, come il solito non ha risposto. Quando io la sera del 14 gli chiedo: ma sti maledetti coltelli che tu hai messo nella borsa lunedì sera, dove sono? Lui non risponde come sempre e l'unica cosa mi chiede: e tu come lo sai? Galleria Rossini. Anche questa risposta a me non è andata giù, lo dico francamente. Sebastiano la mattina della scomparsa di Liliana sembra quantomeno ubiquo. Sebastiano alle 9:13 è dentro il magazzino, dove sembra che i consumi all'inizio, visto che è stata fatta una perizia di parte, sembra che ci sia qualche piccolo consumo, ma mai sufficiente per fare dei coltelli. Dopodiché, verso l'ultima ora di quella che lui descrive, sembra che addirittura ci sia solo la luce accesa, quindi consumi bassissimi. L'unica cosa che io voglio dire, e non è detto, come non è detto che menta Sebastiano, però sicuramente non la racconta giusta. Ecco, questo voglio dire, che ipoteticamente quella mattina, quando alle 8:38 esce Liliana da casa, alle 8:41 viene immortalata dalle prime telecamere, poi passa all'immondizia che saranno le 8:43. Io parlo per il mio iPhone che ha registrato il mio stesso percorso. Lei alle 8:46 avrebbe dovuto, teoricamente parliamo sempre, essere qualche minuto prima di quell'immagine di quella persona che non si capisce se è uomo o donna che attraversa le strisce pedonali. Comunque ci sono due momenti delle celle telefoniche che alle 8:24 il signor Sebastiano aggancia il suo telefono con la zona di casa, e seconda cosa, alle 9:03 il signor Sebastiano aggancia il telefono in una via che si chiama via Carducci, che sta a piedi 3 minuti dal negozio della Wind. Dopodiché farà quel percorso per andare al magazzino. Ecco, ipoteticamente lui potrebbe incrociare o in qualche modo avere a che fare con Lilli. L'unica cosa che mi ha colpito è che lui dice che ha dormito quella notte tranquillamente con la mattina colazione. Ma come hanno potuto dormire tranquilli tutti quanti quando lui dice che la notte Lilli piangeva come un vitello e che la mattina appunto c'era sta storia in piedi dello stalker? Come si può pensare che lei la saluta con le topoline? Mi scusi, o racconta balle che lei piangeva di notte, o racconta balle che erano con le topoline di mattina. Una delle due non torna, ma questo io parlo di logica. Si tratta sempre di logica e buonsenso. Lui dice: io sono andato a fare il giro, le telecamere inquadrano lei, me, ecco, Sebastiano mai, perché dice di aver preso, giustamente come sarebbe logico, la strada per andare sul Carso dove c'era la prima pescheria. Poi viene inquadrato, segnalato a Catinara, che è una località comunque fuori, diciamo, dal rione nostro, immortalata la macchina, non si vede mai Sebastiano. L'auto viene immortalata poi alle 8:32 in via Giulia, la macchina, perché Sebastiano comunque non lo si vede. E una cosa che mi ha colpito molto, anzi due: una, come mai gli inquirenti almeno non lo scrivono logicamente nel fascicolo, ma come mai il bus immortala quella macchina e non hanno fatto un controllo dei bus prima e dei bus dopo per vedere quanto tempo quella macchina è rimasta lì in via Giulia? Questo per me è una cosa importantissima, per vedere se è rimasta 3 secondi, 3 minuti, visto che poi lui,
quasi tutto il tempo accende e spegne la localizzazione, una cosa che poi quella pescheria dove lui si è fermato non conferma che è passato il giorno di martedì, perché non erano sicuri, questo niente, insomma, non si ricordano, pensano di no, ma non sono sicuri. Però una cosa che hanno scritto e che mi fa proprio pensare, perché è una cosa che ho nella mia testa, che descrivono che lui di solito comunque passa dalle 10:30 a mezzogiorno, ok? E soprattutto con la bicicletta, moto e macchina per ultimo, perché quella mattina era alle 8:32 con la macchina, fra l'altro, che poi appunto parcheggiata là non si vede. Magari se controllassimo i bus prima, i video e dei bus dopo, potremmo anche vedere chi sale in macchina, chissà. Perché ricordiamo che di Liliana non si hanno più notizie dalle 8:50 è vista l'ultima volta. E noi abbiamo sino adesso letto i tabulati telefonici e danno questi dati qua. cioè che Sebastiano era in via Carducci alle 903. E poi dalle 9:12 mi sembra, o 13, il telefono di Sebastiano è spento sino alle 12:10. Praticamente non ha più segnale né telefonico né dati, proprio spento. E lui appunto ha detto che dentro è strano. E lui disse che dentro il suo studio che non ha appunto campo ricezione, cosa che non è vera, perché il pomeriggio, quando lui torna nel suo studio, come lo chiama, egregio studio laboratorio. lui fa una telefonata al telefono di Liliana, che è in casa, ed è riscontrato anche questo sulle celle telefoniche. E adesso saranno state le 3:30, non ricordo bene l'orario. Cioè ci sono queste anomalie che devono essere riscontrate e controllate. Allora io mi chiedo proprio, innanzitutto, dopo lui ha fatto ha proprio dichiarato: ho l'alibi perfetto, non si sapeva ancora niente che fine avesse fatto mia sorella, e lui invece aveva questo alibi perfetto che, come ho già dichiarato tramite altre persone, non è manipolabile tutto quello che lui ha mostrato agli inquirenti, che non hanno controllato anche proprio tutti i dati. Sarà stato, non lo so perché. In ogni caso tutto il fatto della GoPro non è credibile. Lui cosa ha fatto in quelle 3 ore e nessuno l'ha mai visto. Come mai appunto il marito, che ha sempre dichiarato matrimonio alla crema e tutto a posto, non ha mai cercato, non ha collaborato alla ricerca della moglie di mia sorella, anzi ha dato contro. Ha inventato delle storie che non sono state riscontrate. Gli inquirenti dovevano ascoltarci, loro hanno chiamato persone a campione, non hanno sentito tutte le persone che ruotavano intorno a Lilli. E poi per ultimo volevo sottolineare che è Sebastiano che induce a pensare male di lui. E l'ultima cosa, il GIP a giugno 2023, nei 25 punti che lui indica da chiarire, tra cui GoPro, parte roba informatica, l'ASCOM per trovare le celle esatte, eccetera, purtroppo molti punti portano su Sebastiano. Quindi non è solo noi che pensiamo che qualcosa non torna. Ecco, questo volevo chiarire, che non siamo solo noi che ce l'abbiamo con Sebastiano. 25 punti, una buona parte, e sulle indagini per chiarire meglio la situazione. Non siamo indagati nessuno, l'unica cosa che si potevano fare subito o indagare le persone tipo Claudio e il marito, perché scusi, vi presento in questura, io, mamma, te, tu, amante, marito e lei. La prima cosa che si fa solitamente, indagano addirittura il marito. Quindi perché su di Lilli abbiamo l'amante che si presenta al 15 la mattina, il marito che sembra, da come risulta a SID, faccia quasi un allontanamento volontario, e dopodiché nessuno va avanti, ma tutti aspettano la perizia medico-legale? Perché? Si poteva già fare qualche cosa prima. Sì, diciamo che le indagini non hanno del tutto convinto.
Purtroppo sono nate male, è stata sfigata anche in questo Lilly. È stata sfigata anche nella morte, purtroppo. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.